Eccoci con mister De Cecco, anche questa è fatta, la striscia positiva del Portogallo Calcio continua, oggi 3 volte in vantaggio, 2 volte ripreso, ma la terza per gli avversari è stata fatale. Un Portogallo che comunque ci sembra abbia condotto la gara per quasi tutti i 90 minuti, forse esagero un po', ma insomma l'avversario c'era, era tosto, ma il Portogallo oggi si è dimostrato più forte. Sicuramente è da fare un plauso alla squadra perché comunque giocare una partita contro una vincente di un torneo non è così scontato. Siamo stati bravi, abbiamo interpretata bene, abbiamo avuto noi effettivamente il pallino del gioco, ma d'altro canto questa squadra avversaria, soprattutto fuori casa, è una squadra che ti fa giocare poi con delle ripartenze letali, come hanno fatto vedere, sono riusciti durante il campionato ad andare in vantaggio e infatti ci hanno punito in due situazioni di ripartenza. Siamo stati un po' molli noi, soprattutto subito dopo aver fatto il gol in entrambi i casi, quindi ecco, l'unico rimprovero da fare è questo, ecco. Partita che è stata giocata, penso, come era stata preparata, si voleva assolutamente evitare l'incognita all'interno all'otto dei rigori. Assolutamente sì, perché comunque a prescindere che noi la qualità per battere anche 10 rigori l'abbiamo, però è chiaro che, visto anche la mole di gioco che costruiamo, è giusto anche chiuderla dentro i 90 minuti. Sì, allora adesso venerdì abbiamo questa ultima gara di questa stagione, sarebbe magnifico, un sogno vincerla, però anche se non dovessimo riuscirci, insomma è una grandissima stagione lo stesso. Assolutamente sì, manca una finale, le finali i ragazzi sanno come affrontarle e quindi l'augurio è quello più che positivo e per mettere la ciliegina, come si suol dire. Sì, allora chiudiamo dando appuntamento a chi ci sta ascoltando al Russolo, perché al 15 c'è un appuntamento importante e ci sarà anche lei, penso. Al Russolo ci sarà Bergomi, Cunico, non mi ricordo l'altro ospite, ma insomma venite a vedere che sarà e si parlerà di calcio, insomma. Assolutamente sì, è un appuntamento molto bello ed anche di qualità, perché portare a Portogallo Bergomi e comunque anche la presenza di Marco Cunico e appunto mi pare di un psicologo è una cosa ben gradita. L'argomento è importante soprattutto per capire un po' l'orientamento della società per il prossimo futuro, perché si parla del settore giovanile e i progetti sono importanti e tutto questo dimostra che la società vuole fare le cose. E perciò non solo sport giocato ma anche sport a 360 gradi come anche valore sociale. Assolutamente. Bene, grazie mister. Grazie a lei.